Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale, seconda parte del Bookshelf Tour edizione 2020. Questa è la libreria del corridoio, quella che effettivamente ha subito grandi modifiche e peraltro non è da sola perché ci sono due new entry, poi vi spiegherò meglio perché e quali libri contengono. Quindi la fotocamera ha già deciso di non mettere a fuoco, per cui insomma non perdiamo tempo. Se non l'avete ancora fatto potete guardare la prima parte, potete fare il confronto con le edizioni precedenti e anche qui, come per l'altra libreria, divisione per genere, poi in ordine di altezza e poi ancora dove possibile anche secondo un criterio cromatico. Dunque partiamo, altrimenti qui questa fotocamera incomincia a non mettere a fuoco e non è possibile come cosa. Allora, l'ultimo scaffale, se ricordate, nella vecchia edizione era dedicato ai libri in qualche modo di infanzia, racconti, libri che sostanzialmente non leggevo più, non mi servivano, e dunque nel momento in cui ho dovuto riportare sopra tutti i libri mi sono detta: perché mai devo usare questo scaffale per cose inutili se posso usarlo per cose utili? E dunque ho deciso di lasciare giù al garage i libri che occupavano questo scaffale e di sostituirli con questa collezione su Napoli, che comunque sulla canzone napoletana nello specifico, che ho bisogno di avere più a portata di mano. Dunque, appunto, vi dicevo, questa collezione su Napoli, una serie di fascicoli su San Gennaro, Masaniello, il Vesuvio, che sono collegati ad alcune di queste cassette che vedete qui e che vorrei trasformare prima o poi in CD, raccoglitori vari e le mie due tesi. Quella rossa è la magistrale, quella blu è la triennale, che pensavo di non trovare più, ma perché l'avevo nascosta così bene da non ritrovarla più, e poi un testo sulla lira. Dunque in qualche modo diciamo l'ultimo scaffale, anche quello sarà stabile, fisso, non è che cambierà ancora, però comunque almeno ci sono cose che più mi servono. Secondo scaffale, reparto saggi. Peraltro vi faccio notare che l'ampiezza della mensola di questa libreria è molto più ampia rispetto a quella lì, diciamo, di Ikea, per cui ho deciso di destinare questi libri, che sicuramente aumenteranno di volume, considerato insomma l'amore che io ho per i saggi storici e qua giù per le biografie, e dunque ho deciso appunto di fare questo cambiamento, così magari da poter creare due file di libri. Non che mi piaccia molto l'idea delle due file, però comunque meglio di niente. Allora, partiamo subito. Dunque io provo ad appoggiare qui la mia fotocamera, così evitiamo di avere, diciamo, troppe oscillazioni. Allora, vi leggo i titoli e gli autori. Stato e società, che però in realtà è un libro più scolastico sulle istituzioni. Idem per questo qui, che risale addirittura alle medie. Cittadinanza, diritti, problemi del presente. Poi Roberto Tambelli, le società di mutuo soccorso campane dall'unità fino ai giorni nostri. Teodoro Tagliaferri, dimensioni della storiografia contemporanea. Marco Meriggi e Leonida Teodoldi, storia delle istituzioni politiche. Carlo Capra, storia moderna. Lili Gruber, prigionieri dell'Islam, questo l'ho peraltro letto. Alexander Zolenici, Arcipelago Gulag, che ancora non ho letto perché mi spaventa parecchio la mole e il tema. Gabriele Lavia, se vuoi essere contemporaneo leggi i classici, un libro veramente, cioè a me non è piaciuto. Infatti vi chiederete: allora perché è ancora lì? È ancora lì perché nessuno se lo compra, nessuno me lo chiede su Bookmooch, anzi Bookmooch lo rifiuto a prescindere, per cui ecco qua mi stava cadendo tutto. Per cui se qualcuno di voi insomma potrebbe essere interessato, non abbiate paura, chiedetemelo e siamo tutti più contenti. Anna Maria Rao, L'amaro della feudalità, un saggio sul Settecento napoletano. Eugenio Di Rienzo, Il regno delle due Sicilie e le potenze europee, un saggio molto interessante circa i rapporti diplomatici tra il regno delle due Sicilie appunto e le grandi potenze nell'Ottocento. Peter Mayer, Governare il vuoto, un saggio sui partiti di oggi, non l'ho ancora letto ma penso che lo farò prossimamente. Bruno Vesper, Palazzo e la piazza. Questo credo che l'autore sia Peter Mayer, anche qui Leviatano 2.0, no, Peter Mayer non può essere perché sono autori diversi, insomma. Leviatano 2.0, un manuale che è usato per l'esame di storia dell'Ottocento, che parla un po' della formazione degli stati-nazione nell'Ottocento e anche nel Novecento. Carino, ma nulla di particolare.
Enrique Grégoire, La nobiltà della pelle, appunto dedicato a un saggio, un pamphlet del Settecento sulla pelle, sul razzismo, sul colonialismo, di cui vi ho parlato nel video in qualche modo dedicato a George Floyd, che vi lascio nelle schede. La violenza e il sacro di René Girard, 2 piccoli opuscoli sul turismo nella campagna dell'Ottocento. Giovanna Cigliano, La russa contemporanea, professoressa alla Federico II, un manuale scritto da lei appunto per i suoi stessi studenti, ma in realtà un testo che io consiglio a tutti perché vi farà capire tantissime cose sulla storia russa che di solito non si studiano appunto a scuola. L'arco cronologico va dall'800 fino a Putin, diciamo dall'800 però gli anni 20-30 dell'800. Poi Reza Aslan, Non c'è Dio all'infuori di Dio, un saggio che si prospetta molto interessante sull'Islam e sul perché noi non capiamo l'Islam. Fiamma Bernstein, Il razzista democratico, di cui vi ho parlato nello stesso video su Floyd. Alessandro Barbero, Barbari, che è lui. Dennis McSmith, La storia manipolata. Andrea Marcolongo, La lingua geniale. Alessandro Barbero, sempre Le parole del Papa. Infatti potrei metterlo prima, ora che ci penso. Va bene, lo sposterò dopo. Rodney Stark, A gloria di Dio, un saggio di sociologia sul cristianesimo. Hannah Arendt, sulla rivoluzione. Gilbert, ma non mi ricordo il nome, un saggio su Machiavelli e Guicciardini. Paolo Macri, Unità a Mezzogiorno, e Renata De Lorenzo, Borgogna Felix, dedicati all'unità d'Italia, entrambi. Jean-Michel Solmat, Santi Barocchi, un testo veramente corposo, che però è vecchio, io l'ho trovato a un prezzo scontato, pari 5 euro sul librario un paio di anni fa, su appunto i santi in età barocca, la vita dei santi, presunti santi, eccetera eccetera. Saggi Feltrinelli, dunque Hannah Arendt e la sua banalità del male. Eva Cantarella con Seconda natura e l'ambiguo malanno, entrambi autografati di recente perché l'ho vista l'anno scorso al Festival di Storia. Il ventre di Napoli di Matilde Serao, che ho aggiunto qui non perché sia un testo, un saggio in sé per sé, ma è chiaramente un testo giornalistico che possiamo comunque considerare come un saggio sulla Napoli dell'Ottocento. Giordano Bruno Guerri, Il sangue del Sud, un saggio magnifico, dico la verità, non me l'aspettavo, mi è stato regalato da un mio studente di napoletano, lo stesso che mi ha regalato il testo di Barbero sul Papa, e veramente vi fa vedere il brigantaggio e l'unità d'Italia con occhi diversi. Ve ne parlerò sicuramente in qualche group up, spero nelle prossime letture del mese. Poi I re taumaturghi di Marc Bloch, storia dell'Europa nel secolo XIX di Benedetto Croce, che non mi è piaciuto tantissimo, dico la verità. Peraltro ora che sto riflettendo, Bloch dovrebbe andare dopo Croce. Aspettate, ecco, vedete, dobbiamo cambiare adesso in corso d'opera, bello della diretta, ecco, ora sì. Poi Ernesto De Martino, Il suo morte e pianto rituale, protagonista della challenge con Vincenzo, che è stato ripubblicato dall'Einaudi in questa nuova edizione con la copertina così. La dinastia di Gesù di Tabor, di cui vi ho parlato 20.000 volte, non mi dilungo, trovate un video specifico dedicato a Gesù. E il saggio di Maurizio Bettini, A cosa servono i greci e romani, un testo molto piccolo eppure molto profondo sul ruolo degli studi classici nella scuola di oggi. Passiamo poi al reparto biografie, un reparto che vi dico la verità, da un punto di vista cromatico non mi piace, non mi convince, probabilmente perché c'è la parte dei protagonisti della storia che forse spezza troppo, qui c'è troppa differenza di colori, insomma non sono molto convinta, però anche questo è un settore che probabilmente aumenterà nel corso dei mesi e delle puntate, per cui per adesso ce lo teniamo così, però ripeto, da un punto di vista grafico non sono molto convinta. Allora, testo su Giovanni Paolo II, meglio approfondimento su Giovanni Paolo II, di cui vi ho parlato in autore del mese. Piccolo opuscolo su Masaniello. Biografia di Giuseppe Caridi, sia su Alfonso il Magnanimo sia su Carlo III. Tra le due per adesso mi ha colpito di più quella su Carlo III, ma devo comunque poi rileggerle meglio entrambe. Biografia di Eleonora Bagnato, Un angelo sulle punte. Dacia Maraini, La grande festa, un testo in cui lei parla di tutte le persone che ha conosciuto. Cristina De Stefano, Il bambino e il maestro, biografia di Maria Montessori, di cui vi ho parlato nell'autore del mese. Rita Levi Montalcini, Elogio dell'imperfezione, mi aspettavo di più da questo testo, dico la verità. Raffaele Mellace, con moltissima passione, biografia dedicata a Giuseppe Verdi, trovate insomma tutto sul canale, non voglio star qui a sponsorizzarvi i vari video, ma se cercate trovate.
La memoria rende liberi di Enrico Mentana e Liliana Segre, La ballerina dello zar di Adrian Sharp, non perché sia una biografia in senso stretto, ma è comunque una sorta di biografia, diciamo, romanzata, ecco, su Matilde Kishsinka, dunque ho preferito metterlo qui. Vi parlavo appunto della collana dei protagonisti della storia, Erode il Grande, Machiavelli, Maria de' Medici, Carlo V, Giordano Bruno, Pietro il Grande, Benedetto XIV e Cavour. I letti sono già Erode il Grande, Machiavelli, Carlo V e Cavour, quindi me ne mancano pochini, però ripeto, non mi convince molto da un punto di vista grafico qui, quindi forse la metterò nell'altra libreria dove peraltro si trovava e la lascerò lì, insomma, o la sposterò in qualche parte, perché la collana non è conclusa, sono solo alcuni volumi che io ho preso, gli altri purtroppo non si possono acquistare online, devo chiedere magari al mio edicolante, e dunque se me li può far avere, e quindi insomma vedremo. Poi Benvenuto Cimini, uno di quei testi che vi appiorpano ai convegni, dunque non mi ispira a leggerlo, però magari ci proverò, chissà. La dinastia di Bach, un libro che ho adorato e al quale anche qui ho dedicato un autore del mese. Maria Teresa di Edgarda Ferri, che è stato originariamente pubblicato in questa edizione della Mondadori, dell'Oscar Mondadori, io però ce l'ho così tramite uno scambio, quindi non mi stava piacendo molto, forse devo puntare su qualcosa in tedesco, su Maria Teresa. Libro di Lourdes comprato da mia madre, dunque lo saltiamo. La regina del sud di Enrico Petacco. Anita Garibaldi, la storia, la donna del generale, però l'autrice si chiama Anita Garibaldi, questo è molto interessante, poi vedremo perché. Un uomo di Oriana Fallaci, Brigitte Amman Sissi, due testi della grande, grandiosa, grandiosissima Carol Erickson, ovvero La grande Caterina e la zarina Alessandra. Maurizio Giammusso, biografia su Giuseppe Moscati, non è la biografia migliore, però è l'unica in circolazione forse, non che mi abbia conquistato, infatti non l'ho mai finita. Mi sembra anche strano che nessuno abbia pensato di scrivere un'altra biografia, soprattutto in periodo di Covid, data l'importanza di Giuseppe Moscati come medico e anche come santo per chi ci crede, e quindi insomma per adesso accontentiamoci di questa qui. Victorine Sardù, La Tosca, Napoleon di Luigi Mascilli Migliorini, autore del mese, come sapete è finito male, se non lo sapete andate a guardare il video. Madame du Barry di Jacques de Saint-Victor e Evelyn Lever, L'affaire du collier, l'affare della collana, collegato al testo di Benedetta Craveri, Maria Antonietta e lo scandalo della collana. Dunque reparto biografie, vi dico che mentre registro questo video sto aspettando altre biografie che saranno altri autori del mese, dunque dovete in qualche modo aggiungere le acquiste. E poi ultima parte, non mi dilungo, la grande storia e vari dizionari, latino, greco, francese, inglese e 2 di italiano. Passiamo dunque alla nuova parte, alla new entry. Cercherò anche qui di andare comunque veloce perché non ha subito grandi modifiche da un punto di vista di contenuto, anche se credo ci siano alcuni libri che forse non avete mai visto. Allora, 2 librerie, di cui quella lì di sinistra è il pezzo praticamente di quella lì nella stanza arancione, e che però abbiamo dovuto mettere qui per ragioni di spazio. Quest'altra invece a destra, come potrete anche dedurre dal colore, è chiaramente più nuova, questo perché Ikea non faceva più a distanza di tanti anni lo stesso colore di sinistra, quindi ci siamo accontentati di quello di destra. Siccome, come vedete, gli scaffali qui sono molto più piccoli, molto più stretti, diciamo che metterò probabilmente libri appartenenti a generi o tematiche che non cresceranno a dismisura in tempi recentissimi, quindi sicuramente questo reparto genere vario lo toglierò, forse lo metterò di lì, insomma poi vedremo, però comunque i libri sono quelli, ecco, non cambia molto. Allora, ultimo reparto dove c'è la matriosca, 4 libri di mio padre, dunque possiamo anche scendere giù. Qui libri della tesi, sia la triennale sia la magistrale, quelli che hanno a che fare con la giustizia e i tribunali li ho usati per la magistrale, quelli che parlano di libri alla triennale. Anche qui vado veloce. Amministrazione della giustizia e potere di polizia negli stati preunitari, questo è veramente un reperto archeologico, quindi ve lo cito ma per dovere di cronaca. Renato Pasta, Teoria e cultura nel Settecento. Marco Cavina, La giustizia criminale nell'Italia moderna. Atti di un convegno, Storia del diritto e della giustizia laica, sempre in età moderna. Lodovica Braida e Mario Infelice, Libri per tutti. Filippo De Vivo, Patrizia Informatori Barbieri. Robert Darton, Il futuro del libro. Alberto Natale, Gli specchi della paura. Storia dei media, Peter Buck e Asa Briggs. Carolina Castellano, Il mestiere di giudice. Elisabeth Isis e Le rivoluzioni del libro. Robert Darton, L'intellettuale clandestino. Giorgia Alessi, Giustizia e polizia. Lodovica Braida, Stampa e cultura in Europa. Se vi dovessi dire fra tutti quello lì che secondo me comunque merita
da un punto di vista di libri è questo qui, piccolo, conciso ma pieno di informazioni, edito dalla Terza. Ma farò un video, se è rimasto in sospeso un vecchio video sui libri della tesi. Qui abbiamo invece i libri di latino e greco, che alcuni sono stati, diciamo, i libri sui quali ho studiato, altri sono libri che ho acquistato per le lezioni che do a studenti, dunque andiamo avanti, insomma non perdiamoci in chiacchiere. Parte di sotto invece dedicate alle lingue che sto studiando. Per adesso c'è molto italiano, inglese. Italiano non è che lo sto studiando, do lezioni di italiano agli stranieri ovviamente. Inglese, idem, anche lì do lezioni agli stranieri. C'è qualcosa di francese, c'è un solo libro che sto studiando, però penso che metterò poi col tempo anche qualcosa di spagnolo e di tedesco. Reparto poesia, e questa è stata un po' veramente la new entry, perché io non leggo poesia, però comunque ho trovato a casa mia dei libri di poesia, per cui ho pensato di poterli benissimo mettere qui. Fra questi c'è un libro di Marco Siepe, Scomposizioni. Dobbiamo fare una collaborazione, Marco, lo so, ma appena, o non ho tempo adesso, però appena sarà possibile non mi dimentico. Ricettari di cucina, ve li cito anche qui, ve li faccio vedere per dovere di cronaca, ma chi è che ha ancora dei ricettari di cucina a casa propria? Solo io, ma tanto prima o poi li toglierò, cioè perché non sono neanche i miei, sono della mia famiglia. Vabbè, piantina, gingillino vario, scuola di archivio, anche se in realtà i libri che vedete non sono proprio della scuola di archivio, sono libri che ho recuperato un po' qui un po' lì, però l'obiettivo è di destinare questa parte ai testi della scuola di archivio. Napoli parte 2, in questo caso però diciamo più l'aspetto linguistico, quindi il vocabolario, Napoli, spagnola, cos'è più turistico, forse dovrei metterlo di là, la cucina dei Borboni, al tempo dei Borboni, misteri e segreti dei quartieri di Napoli, manuale di napoletanità di Amedeo Colella, stesso autore di 1000 paraustili di cucina napoletana, Balla a Capì, manuale di grammatica, Napoli su antichi proverbi e Lo conto dei conti di Basile. Qualcuno di voi mi chiederà perché c'hai sti libri, perché insegno anche napoletano agli stranieri. Andiamo avanti. E infine vi dicevo genere vario, qui non è cambiato tantissimo, probabilmente cambierò la collocazione, vado veloce. Torbe Guldberg, tesi sull'esistenza dell'amore, La donna senza passato, cioè l'estratto, il podcast, andate ad ascoltarlo. Kathleen Schiele, Sono come lei, Silvia Casati Modignani, 10 lode, Cristina Gaboni, la rilegatrice di storie perdute, Stephanie Bartrand, La libreria dove tutto è possibile, Enrico Ianiello, La compagnia delle illusioni, Nicola Barrault, Il caffè dei piccoli miracoli, Federica Bosco e la sua narrativa più rosa, diciamo. John Burrasca, questo è un libro che risale alle elementari, che non ho mai letto perché all'epoca proprio non se ne scendeva. Vorrei dargli una prima chance, come ho fatto peraltro con Pinocchio, con Heidi e con Andy Tettiverdi. Poi Chi non muore si rivede, la verità sul caso Enrique Bert, un libro che non mi è affatto piaciuto, però sta ancora qui perché forse lo vuole leggere mia madre che ha visto lo sceneggiato, quindi forse è per questo che ancora non l'ho tolto, ma avrà vita breve. La biblioteca alla fine del mondo, un romanzo magnifico di cui vi ho parlato in un recente group up, La danza di ogni giorno, dedicato a una sorta di diario di una ballerina, però qui sono troppo alti perché non mi piace, non va bene, vedete, sono troppo alti, devo... Sì, va bene, cambiamo dopo. Dicevo, Caledosini e 1000 splendidi soli, perché qui abbiamo Il cacciatore di aquiloni. Voglio fare la scrittrice e la giornalista, anche queste reminiscenze di ragazzina che però voglio rileggere. La luce sugli oceani, bellissimo. Federica Storace, Scialla e poi Splendi, insieme a Impossibili ma non troppo, 2 libri nati da una collaborazione inaspettata per la serie Leggiamo e vediamo, invece libri piccoli, brevi, ma credetemi, veramente poesia pura, quindi sono libri di narrativa ma sono una vera poesia. Sam Savage o Savage, non so se sia francese, Firmino, l'ho conosciuto grazie a Martina Belli. A proposito, scusatemi, non vi ho citato il testo di Martina Belli, Viaggi tra sogni di carta, aspetto di mettercene un altro perché Martina sta per concludere il suo romanzo. Concita De Gregorio, Mi sa che fuori è primavera, Maria Venturi, Butta la luna, Leissime di Alessandra Varone, non so se sia ancora recuperabile, ma è una storia veramente molto divertente se avete voglia di narrativa rosa, quindi magari provate a recuperarla, se ce la fate, se lo trovate.
Alan Gordon, Morte nel quartiere veneziano, qui purtroppo si è tutto sgranato, ma va bene, e Il cacciatore di aquiloni. E poi la parte più bella è questo qui, ovvero Un anno in questa scuola di matti e come faccio a resistere di Yvonne Coppard, la saga delle ragazzine. Secondo me qualcuno di voi la ricorderà sicuramente. A me è piaciuta da morire. Se qualcuno di voi mi può consigliare altri titoli appartenenti a questa saga, non vi preoccupate della mia età, perché a me questo libro piace tantissimo. L'ho letto a 13 anni, poi l'ho letto a 20 e l'ho trovato veramente bellissimo, stupendo. Quindi se conoscete altri titoli della saga che vale la pena di leggere, magari fatemelo sapere, con molto piacere proverò a darci uno sguardo. Dunque, questa è la seconda parte della seconda parte. Molti scaffali sono vuoti appunto perché l'ho presa da poco, ma l'obiettivo è quello di riempirli quanto prima. Dunque io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo con la terza parte credo prossimamente, non so ancora la programmazione. Dunque vi ringrazio per essere stati con me, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!